Il fascicolo sull'omicidio della 35enne di Favaro Veneto, Pamela Codardini, e del suo compagno è stato inserito dai detective in un'indagine più allargata che comprenderebbe altri 9 delitti avvenuti nello stesso fine settimana nelle varie regioni dello Stato messicano. Come riportano i media locali, ci sarebbero già degli indizi e si potrebbe arrivare a mandati d'arresto quanto prima. Una speranza per i familiari di Pamela, partiti per il Messico per organizzare le pratiche del rientro della salma con l'ambasciata italiana con cui sono costantemente in contatto. Bisognerà attendere il nulla osta delle autorità messicane vincolato al proseguo delle indagini. Sul movente sembrano avere le idee abbastanza chiare. Quel sabato pomeriggio alle 18:30 nel negozio di tabacchi gestito dalla coppia è andato in scena un regolamento di conti tra narcotrafficanti. Il compagno della ragazza sarebbe stato l'astro nascente del cartello Los Medina, braccio destro e sicario di fiducia del capo del cartello suicidatosi a ottobre nel bagno del ristorante dove gli uomini della Guardia Nazionale e dell'esercito messicano l'avevano rintracciato e circondato. Da quel momento, a quanto pare, sarebbe iniziata a caduta una spirale di violenza senza fine. Tra i casi irrisolti c'è anche quello dell'ex marito di Pamela, Alex Bertoli, il cuoco goriziano, torturato e bruciato vivo nel 2013 in Messico, dove la coppia era andata per aprire una pizzeria.